Oggi in provincia di Treviso la plenaria dei presidenti delle province del Veneto o loro delegati per discutere il tema del PNRR. Molte opere progettate, molti interventi a vantaggio della comunità, ma forse non ci sono più i fondi per riuscire a coprire tutto. Oggi a quanto ammonta? Parlo della provincia di Treviso, sono 100 i milioni intercettati per l'edilizia scolastica. Per le province venete sono 380 i milioni da PNRR. 380, il 25% in più, presto si fa a fare i conti. Manca quasi un centinaio di milioni per far sì che queste opere vengano realizzate entro i termini previsti dal PNRR, che ricordo essere il 2026 per la rendicontazione. Quindi il tema c'è, il tempo scorre veloce, bisogna rivedere i margini, bisogna rivedere i criteri, perché altrimenti il rischio che queste opere diventino cattedrali nel deserto piuttosto che boomerang in termini di opportunità è reale e concreto. Oggi avete presentato un accordo anche alle associazioni di categoria e a tutti gli altri stakeholder dei settori. Contate di chiuderlo in una settimana per poi farne che cosa? Facciamo un documento da sottoscrivere, inoltrare al governo e lo inoltreremo anche alla Commissione europea, lo inoltreremo in Europa per il tramite dei nostri europarlamentari e chiediamo che venga rivista il PNRR, le sue regole vengano riviste.